su questo tema dei 10 giorni, però devo andare subito a collegarmi con Londra, perché ho collegato via Skype un medico per me molto importante, si chiama Andrea Crisanti, è professore di virologia e microbiologia all'Università di Padova e ha gestito il focolaio di Vo Euganeo, come Euganeo, dove il contenimento ha funzionato, dove sono stati testati, pensate, 3.300 abitanti del paese, tutti gli abitanti, quindi è davvero un laboratorio straordinariamente importante. Professore, prima cosa, perché sta a Londra? Che succede? Come mai a Londra? Mi hanno detto che non l'hanno fatta partire stamattina. No, guardi, senta, io ero andato a Londra venerdì per salutare mia moglie che non la vedevo da un paio di mesi e poi sono stato bloccato da tutte le sospensioni dei voli, adesso prendo la macchina e vengo. Insomma, domani sarò a fatto sicuramente. Cioè, torna in macchina dall'Inghilterra? Sì, sì, ho dovuto aspettare tutte le autorizzazioni del prefetto e quindi adesso torno. Quindi i nostri contatti con l'Inghilterra sono completamente finiti? Non abbiamo più voli che ci collegano con l'Inghilterra? No, ci sono soltanto alcuni voli che riportano gli inglesi a casa, sono sporadici e non sono utilizzabili in maniera regolare, quindi ho deciso Senta, che professore, le posso chiedere una cosa? Mi scusi, dato che sta a Londra, però approfitto. Qual è il clima a Londra? Perché io ho una foto qui davanti di una cosa che ieri sera ho visto, ahimè, in diretta. Liverpool, partita di calcio, stadio gremito. Ma tutti sono degli spagnoli, tutti irresponsabili. spagnoli, Cioè, io non tutti lo so. spagnoli, tutti Guardi, spagnoli. penso che sono degli irresponsabili e non hanno appreso la lezione italiana. Io sto vedendo le stesse cose, avanziamo l'economia, rafforziamo l'economia, non sosteniamo le imprese e vedo invece Cavolo, che ma siamo in un mondo inizia... globalizzato, le informazioni circolano alla velocità del suono, com'è possibile? Io Beh, me lo chiedo davvero. Trump che fino a ogni pochi giorni paese... fa negava la questione, Fino a pochi giorni fa, Molinari, credo lo sappia meglio di me, negava l'esistenza di questa situazione drammatica. Baciava e Adesso, abbracciava tutti. quindi un problema Allora, serio. professore, scusi, torniamo alla sua esperienza, che è molto importante. Quindi Vo Euganeo è l'unico posto in cui si è fatto un secondo tampone per studiare l'evoluzione del virus. Cioè, se ho capito bene, avete testato tutti i cittadini, prima Sì, nella fase iniziale e poi dopo 15 giorni, giusto? sì, guardi, è un'esperienza unica, perché chiaramente aver testato tutti quanti i cittadini al momento del primo caso ci ha permesso di fare una fotografia completa sia di chi era positivo e di chi era negativo. E nel primo campionamento abbiamo trovato 87 persone positive, che corrispondono al 3%, che è una enormità dal punto di vista epidemiologico. Enormità. La maggior parte di queste persone erano asintomatiche, sono state tutte quante messe in isolamento. Dopodiché, dopo 9 giorni abbiamo fatto un secondo campionamento e questo secondo campionamento ha praticamente dimostrato due cose: che aver isolato i positivi praticamente ha permesso di ridurre la frequenza della trasmissione, tant'è vero che adesso a Bo abbiamo una prevalenza, cioè una frequenza di casi positivi del 3 per 1000, quindi praticamente è calata. Pazzesco. Mi scusi, mi ha detto che Aspetti, vi faccio aggiungere 87, una quanti cosa. erano asintomatici degli 87? Guardi, circa più della metà erano asintomatici, ma la cosa interessante è che quando noi abbiamo fatto il secondo campionamento, le persone positive erano totalmente inconsapevoli di essere malate, stavano perfettamente bene. Quindi io sono, e a questo punto li abbiamo messi in isolamento, io penso che poi probabilmente in questo momento è il posto più sicuro d'Italia. E quello che questi dati praticamente fanno emergere è che esiste un sommerso che deve essere portato Cioè, fuori quello alla che dice il luce. professor Crisanti è esattamente la stessa cosa che ha detto Bassetti pochi minuti fa. In Italia c'è almeno 3 volte il numero dei malati che noi sappiamo e forse anche poco 3 volte. Per farvi capire con che nemico incredibilmente complicato da sconfiggere stiamo combattendo, perché è invisibile, quindi ognuno di noi può fare danni senza saperlo. Però Questo è davvero abbiamo uno importante. strumento. Prego, professore. Abbiamo uno strumento, perché il caso di Vo dimostra che se abbiamo un cluster di casi e si testano tutti quanti i contatti e geograficamente si estende questi test al territorio, si riesce in qualche modo a far emergere il sommerso. Se emerge il sommerso, in combinazione con le misure del governo di isolamento, sono sicuro che si riesce Scusi, ad professore, ma abbattere. che vuol dire fare emergere il sommerso? Fare tamponi a tappeto? Significa fare sorveglianza attiva massiva, sì, significa proprio questo. Guardi, io ho una grossa esperienza per esempio nel controllo della malaria
vi assicuro che lì nelle aree endemiche si va casa per casa, si tratta con insetticidi, si fa l'analisi a tutti quanti e si curano. Se si può eliminare un'epidemia importante... Io le dico la verità, mi fa molta impressione la sua testimonianza, perché ho parlato fino adesso con tantissime persone che dicono: com'è possibile che l'Italia ha fatto 30.000 tamponi e in tutti gli altri paesi non più di 1.000? Cioè, sembriamo dei matti che ne abbiamo fatti troppo. Lei mi sta dicendo esattamente il contrario, no, ma io l'ascolto con infinito rispetto. Lei mi dice esattamente il contrario, facciamone molti di più. Guardi, mi faccio fare una precisazione. Noi fino al primo caso di Po e Codogno avevamo fatto 100 tamponi perché le disposizioni ministeriali ce lo impedivano di fare, perché si potevano fare i tamponi soltanto a persone che presentavano una sintomatologia e avevano una storia di contatti, quindi non esistevano i criteri per fare questi tamponi. Quindi noi abbiamo fatti pochissimi, fino al 20. Guardi, noi avevamo il test pronto il 18 gennaio, praticamente noi fino a 20 ne abbiamo fatti 100. Dopo, chiaramente, sulle indicazioni mie... Voglio sentire il commento di Bassetti, perché forse appunto è meglio che vi parlate fra di voi, perché io sto provando a mettere in fila le notizie che riesco ad acquisire, però faccio fatica a capire qual è la strada giusta. Bassetti. Allora, io credo che il modello veneto possa funzionare ovviamente in un paese di 3.500 persone. Se ci dobbiamo mettere a fare tamponi a tutta la popolazione con una prevalenza che potremo solo determinare a questo punto alla fine dell'epidemia, ovvero alla fine dell'epidemia faremo ai donatori di sangue per esempio la sierologia e capiremo qual è la prevalenza di questa infezione in Italia, qual è stata. Io prevedo che sia una prevalenza molto alta, per cui lei ha detto 3 volte, io credo che i pazienti infettati dal virus siano forse 10-20 volte di più di quelli che oggi rappresentano i casi confermati, ma vedremo, questo è un dato che sapremo. Vuol dire che potrebbero essere 300 e 200.000 in Italia? Ma guardi, guardi che le simulazioni anche della provincia di Hubei dicevano questo, che fossero decisamente di più i casi mettendo insieme gli asintomatici o i poco sintomatici. Guardi, quello che ci stiamo accorgendo nelle regioni in cui stiamo vedendo questi casi è di una prevalenza enorme quando si vanno a fare i tamponi anche in persone che non sono sintomatiche o sono state contatti di contatti si trovano positive. Quindi a oggi credo che conti di più cercare di interrompere il contagio, non fare i tamponi, è cercare di stare tutti a casa, cercare di avere il distanziamento, perché bisogna anche dire che fare tamponi a così tante persone, cioè parliamo di milioni di tamponi, bisogna... Cioè lei mi sta dicendo, dato che non potrò sapere se mi sento bene, se ho il coronavirus o non ce l'ho, la cosa migliore è che mi chiudo a casa a prescindere e aspettiamo che passi del tempo. Crisanti, un istante solo, devo andare in pubblicità, noi lavoriamo con quello, ragazzi, io ve lo dico perché mi continuate a scrivere come fai ad andare in pubblicità quando parlano i medici, perché noi andiamo in onda e facciamo un servizio per voi grazie alla pubblicità. Pubblicità. Perché mi insultano. Ah, scusatemi, pensavo avessimo una clip, no, non avevo capito, può capitare, stiamo in diretta. Allora, sono parecchie agenzie che stavo leggendo, Macron prepara un discorso in TV previsto alle 20 e convoca il Consiglio di Difesa e Scientifico per preparare degli annunci importanti. Per quanto riguarda l'Austria, ha annunciato il suo primo decesso Covid-19, si tratta di un uomo di 69 anni che tornava dall'Italia, peraltro. Va bene, insomma, molte notizie, però facciamo una cosa, volevo tornare un attimo dai 2 medici, anche perché so che Crisanti poi deve partire, deve prendere la macchina. Cosa voleva dire, professore? Ma guardi, io volevo fare una precisazione, non sto dicendo che noi dobbiamo fare tamponi a milioni di persone, questo sarebbe irresponsabile, noi dobbiamo usare questo strumento prezioso che abbiamo per far emergere il sommerso e circoscrivere i casi e allo stesso tempo dare sicurezza sociale. Faccio un esempio, è importante fare i tamponi per prevenire che le infezioni entrino nelle carceri, è importante fare i tamponi per impedire che le infezioni entrino negli ospedali. Il caso nostro dell'ospedale di Padova è esemplare in questo contesto, non abbiamo avuto una singola infezione che si sia trasmessa da un collega all'altro.
è importante fare il tampone per tutte le categorie esposte, parlo dei poliziotti, parlo dei carabinieri, parlo delle cassiere dei vari negozi. Questi sono strumenti che danno sicurezza sociale. È importante fare i tamponi chi sta a casa e non sa se sta infettato o meno, che penso sia irresponsabile lasciare persone in questa condizione, è irresponsabile lasciare i contatti senza sapere quello che devono fare, perché se sono positivi... Scusa, professore, le posso fare una domanda? Perché me la pongo da giorni, me la pongo per me stessa, ma ce la poniamo noi tre che facciamo il lavoro che facciamo. Appunto. Noi siamo 3 persone che hanno deciso di continuare ad andare avanti, a fare il nostro lavoro e lo facciamo pensando che serva. Cosa dovremmo farci? Il tampone noi 3? Ma guardi, io penso che guardi, è chiaro che in questo momento dobbiamo anche eventualmente fare tutta una scaling, come si dice in inglese, potenziare tutta quanta la struttura. È chiaro che è una cosa che va fatta, per esempio, nella regione Veneto, adesso quello che faremo, faremo i tamponi a tutte le categorie esposte e intorno ai casi o alle persone che stanno male, telefonicamente riteniamo che siano infette, gli andiamo a fare la diagnosi, perché la diagnosi secondo me è un diritto alla salute, fa parte del diritto alla salute e va rispettato. Dopodiché pensiamo che dice Bassetti? Scusi un attimo, Crisanti, che Bassetti voleva dire una cosa. Bassetti, prego. No, ma quindi voglio dire, se ho capito bene la proposta è, siccome il Presidente Zaia ha detto che ci sono 2 milioni di persone, ci saranno di fare 2 milioni di tamponi, mi pare di capire, il problema è, va bene, ma come facciamo 2 milioni di tamponi in Veneto, 2 milioni in... Cioè, il problema è che il sistema salta per aria, perché noi oggi dobbiamo utilizzare gli sforzi per fare i tamponi ai sintomatici, perché sennò il sistema salta per aria. Guardi, fare i tamponi ai sintomatici non serve a niente, l'abbiamo dimostrato e lo dimostra l'epidemia. Bisogna identificare i positivi e tenerli a casa. Allora non facciamo più i tamponi neanche ai sintomatici, va bene? No, io ho detto di tamponi asintomatici, io ho detto la diagnosi è un diritto costituzionale, io non lascerei le persone che stanno a casa malate e andrei a fargli il tampone, va bene? Allora, va bene, sono 2 posizioni differenti, Massimo Giletti vuole dire una cosa e anche Massimiliano Romeo. No, io capisco, però dobbiamo anche essere concreti, capisco cosa dice, cosa si pensa dal Veneto, diciamo, però poi c'è una realtà, se noi iniziamo a fare tamponi a massa... È un problema proprio complicato perché è un costo enorme. Io credo che in questo momento il dato vero è che dobbiamo convincere le persone a stare in isolamento. Capire che è l'unica strada facile, però, che mi sembra più complessa. Però professore, io capisco che lei viene un'esperienza, però quell'esperienza lì forse si può fare solo in posti piccoli. Che numero di tamponi prevede di fare nelle grandi dimensioni? Tipo, dovessimo fare un tamponi, non è chiara la cosa. Dobbiamo fare i tamponi tutti, 2 milioni in Veneto o a chi? Spieghiamola bene, perché è quello che non ho capito. No, ha detto le categorie esposte. No, non è questo. Guardi, non l'ho detto, guardi, l'epidemia ha se riprendiamo anche quello che è accaduto da altre parti, ha un'esplosione a cluster, perché evidentemente la vicinanza geografica e la contiguità delle varie persone crea le situazioni per cui praticamente abbiamo questa esplosione di casi positivi. Allora, la nostra idea è molto semplice, abbiamo dimostrato senza ombra di dubbio che il vero problema sono i positivi asintomatici. Se continuiamo a tenere insieme questi positivi asintomatici in giro, noi l'epidemia non la elimineremo mai. Ma come li individui gli asintomatici? Proprio perché non hanno sintomi, come si fa a capire? Professore, provo a riassumere io, perché se ho capito bene lei dice chi può stare a casa fin d'ora a prescindere stia a casa. Quelli che non possono stare a casa, per esempio le forze di polizia, le persone esposte, quelli che sono negli ospedali, vanno testati, perché se no, anche se sono pochi in giro, quei pochi in giro continuano a far girare il virus. Ho capito bene? Ha capito bene, e anche quelle, e poi aggiungerei anche le persone che si lamentano e e fanno presente ai servizi sanitari che stanno male, secondo me quelle vanno testate e va fatto intorno a quelle persone in termini di contatti personali e anche geograficamente vedere quante persone ci stanno ancora positive che non lo sanno, perché guardi la differenza tra poi e Codogno è che abbiamo isolato tutti. Allora, devo andare un attimo da Romeo, poi torno da lei, Bassetti. So che Bassetti vuole replicare, però un minuto, perché c'ho anche Massimiliano Romeo che attende con pazienza da un bel po' di tempo. Romeo. Guardi, io volevo solo... Torno da lei per un momento, Bassetti, un momento. Provo da Romeo, poi vengo da lei. Ecco,
Volevo solo dire che non entro nella diatriba chiaramente sulla questione dei tamponi perché non mi compete. Io però dico sul ragionamento che faceva prima Minzolini, che la politica nelle scelte deve anticipare quello che andrà a succedere. All'inizio era difficile per tutti capire bene, anche le stesse posizioni dei medici, insomma, spesso e volentieri non sono state uguali, Anche ma anzi adesso, erano cioè, diverse, quindi problema. per tutti era difficile comprendere, quindi sono d'accordo con Mirta e non diamo giudizi. Però oggi come oggi, di fronte a dei dati come quelli di Codogno e di Vo Euganeo, che dicono che quel modello di chiusura è arrivato a produrre, ho letto sul Corriere, zero nuovi contagi. Allora, la politica non dovrebbe ignorare questo dato su quelle che sono le scelte future che bisogna andare a prendere. Quindi abbiamo finalmente dei dati, si riesce a fermare il contagio, sì, come modello 11 comuni dell'Odigiano e modello Vo Euganeo. Ecco, la politica faccia una riflessione, indipendentemente dal numero dei tamponi. Romeo, provo a dirle la mia da un punto di vista del banale buonsenso. Codogno e Vo Euganeo sono due piccoli centri, io personalmente non sapevo manco che esistevano prima che cominciasse questa storia, tenerli chiusi era una cosa fattibile, io l'ho visti con i miei occhi nei miei collegamenti, i parenti che dal paese vicino portavano la spesa a 2 metri, chi la porta la spesa all'Italia? Dalla Francia ce la portano, me lo chiedo io, sono cose proprio di buonsenso. Perché dobbiamo essere concreti in queste ore. I negozi di alimentari e i servizi strategici e di pubblica utilità non sono mai stati chiusi in Codogno e nei comuni limitrofi. Esatto. Però c'era una restrizione molto più forte e non c'erano in giro le persone che potevano girare con in mano l'autocertificazione. Ecco, questo è quello che diciamo. Bassetti. No, allora, io lungi da me adesso continuare a fare polemiche, però io vi voglio porre questo problema. Io vivo in una grande città, perché Genova è una grande città. Se noi diciamo alle persone potenzialmente contagiate o alle persone asintomatiche che devono fare il tampone, lei sa cosa succede? Tutti. Quello che è successo nelle giornate passate nel pronto soccorso del più grande ospedale della città dove sono adesso, che la gente viene qua per fare il tampone. Noi oggi non siamo in grado di poterlo offrire il tampone, perché oggi dobbiamo dedicarci ai malati, i laboratori devono lavorare per i malati, l'ospedale deve lavorare per chi sta male, non possiamo lavorare per chi è a casa che non sta male. Io vi dico una cosa, chi sta a casa deve stare a casa, in isolamento, io l'ho chiesto al mio medico, perché io esco tutte le mattine per andare al lavoro e ho il terrore di fare danni, non per me stesso ma per gli altri, e il mio medico mi ha detto: finché non hai sintomi, come tutti i normali italiani, tu il tampone non te lo fai. È stata questa la risposta del mio medico curante. Quello che hanno detto anche a noi. Vado in pubblicità, torno subito. Ma questa deve essere la risposta, perché... Me la date ancora 5 minuti di disponibilità, per favore? Lo chiedo a tutti, 5 minuti in pubblicità e torniamo. Grazie. Mambo Italiano, Allora, eccoci qui, 12 in punto. Caterina Bizzarri è già pronta per darci le notizie. Io ho chiesto ai nostri medici di restare ancora un momento. Caterina, prego. Sì, buongiorno Mirta, naturalmente torneremo sulla stretta decisa dal governo con le nuove misure più restrittive, ne avete parlato abbondantemente nel corso della vostra trasmissione. Vi dico che intanto da venerdì sarà chiuso ai voli civili lo scalo romano di Ciampino, mentre da martedì prossimo il terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino sarà chiuso. Bisogna abituarsi ad una lunga guerra, ha detto questa mattina Walter Ricciardi, il consulente del Ministero della Salute. Bisognerà attendere fino all'estate. E poi vi voglio dare anche un numero importante perché riguarda il Veneto. Ha avuto un'impennata di casi positivi nelle ultime ore, 269 casi in più, portando quindi il numero totale dei contagiati a 1318. Poi per quanto riguarda la situazione internazionale, il presidente americano Trump ha bloccato tutti i voli per 30 giorni verso
l'Europa, per questo per 30 giorni, ha accusato l'Europa di essere stata lenta a reagire all'epidemia di coronavirus. Lui invece ha fatto meraviglie. Va bene. Ma scusami, saranno aperti voli soltanto per la Gran Bretagna. E poi l'attore Tom Hanks e sua moglie risultano positivi al coronavirus. E poi spazio anche allo sport, perché c'è la notizia del difensore della Juventus Rugani, che è risultato positivo, ha delle forti ripercussioni sul mondo del calcio, perché la Juventus e l'Inter sono in quarantena, Spal e Brescia in isolamento, tutte le squadre a questo punto europee sono attivate per censire coloro che sono venuti a contatto con il calciatore. Si ferma la scherma internazionale, si ferma l'NBA, il basket in Italia e in Europa, ma non si ferma la Formula 1. Parleremo di tutto questo alle 13:30. A te, Mirta. Allora, grazie Caterina, ne parleremo anche di calcio, ci sta raggiungendo anche il presidente della Lega Dilettanti, che è una realtà importantissima in Italia, Cosimo Sibilia, ma prima voglio tornare un momento da Bassetti, anche rispetto a quello che ci ha detto il telegiornale, l'impennata di casi, gli aeroporti chiusi, la lunga guerra di cui parla Ricciardi. Bassetti. Dobbiamo abituarci a convivere, purtroppo il contagio si sta allargando a macchia d'olio, è solo una questione di tempo e si allargherà anche agli altri paesi europei, peraltro l'avevamo già ampiamente detto. I modelli dicono che la Francia vedrà quello che ha visto l'Italia tra circa 7-10 giorni, e così sta già succedendo in Spagna e succederà lo stesso probabilmente in Germania. Ci dovremo abituare, però tutti insieme dobbiamo applicare delle misure che, se avessimo applicato dal principio, e sono le misure di buon senso, perché qua tutto è successo perché probabilmente qualcuno è andato a lavorare con la febbre, è andato a lavorare con la tosse, è andato a lavorare con dei sintomi, e questa è la realtà dei fatti. Non abbiamo fatto il lavaggio delle mani perché noi non ci siamo vaccinati. Purtroppo l'educazione sanitaria dopo questa lezione dovrà essere, secondo me, pesantemente portata nuovamente nelle scuole. Ricordiamo che c'era gente che diceva Novax, ecco, ricordiamo anche che ci sono stati degli scontri molto duri, anche in Parlamento c'è ancora chi pensa Novax, ecco, quindi ricordiamole queste cose. Però devo dire una cosa prima di lasciarvi, perché se queste esperienze non servono anche per ragionare sul domani, non facciamo polemiche, però io vorrei dire ai politici che ci stanno ascoltando, che oggi lodano Bassetti, lodano i medici e gli infermieri, che si devono ricordare che sono gli stessi politici, lo stesso tipo di classe politica che ha tagliato i fondi alla sanità. Oggi in Germania, diamo anche dei dati, ci sono 28.000 posti letto in terapia intensiva. Bassetti, in Italia mi sembra che siamo poco superiori ai 5.000. Esatto. Questo anche nelle emergenze ha un peso determinante. Allora, cerchiamo di investire. Io sono stato aggredito perché ho detto magari anziché fare troppo reddito di cittadinanza si potrebbe aiutare davvero chi sta male in un certo modo, ma investire poi in sanità davvero. Ecco, queste sono le cose. Dobbiamo riflettere dal dramma, riflettiamo. Io sono un inguaribile ottimista, continuo a pensare che da questa crisi terribile alcune cose riemergeranno con prepotenza. Una di queste è la competenza appunto, le cazzate che voi leggete sulla rete non valgono niente, parlate con i nostri medici che sono bravissimi. L'altro è la sanità, è una eccellenza italiana, ridiamole il peso e il valore che merita. Devo fare una brevissima pausa. Romeo, rimanga con me se vuole dirmi ancora una cosa. Devo fare una brevissima Sì, una cosa al volo, rimango 2 minuti per dire una cosa veloce. Ciao Massimo, torna presto. Grazie.